Eccoci con il capitano Sara Bottacin. Oggi grande partita del Portoguaro contro i primi in classifica. Non abbiamo sfigurato, anzi si meritava anche forse il pareggio. Comunque un 3-1 ci ha penalizzato forse un po' troppo. Chiediamo anche al mister un parere sulla partita, ma prima diamo la parola al capitano. Cosa ti è sembrato? Con la prima in classifica non abbiamo sfigurato. Il pareggio secondo me lo meritavamo. Abbiamo avuto un paio di occasioni di palle gol, però non le abbiamo sfruttate. Giocate sempre con questa grinta, perché io è la prima volta che vi vedo giocare e ho visto un bel gioco, insomma. Sì, giochiamo sempre con questa grinta. Mister, abbiamo visto il portiere uscire zoppicando, vogliamo un attimo tranquillizzare e dire sulla situazione? Sì, a posto, ha preso solo una botta sul ginocchio, ma tutto a posto, è rientrato. Allora, questo calcio femminile che si vede poco, però oggi ho visto anche sugli spalti grande entusiasmo, non ha sfigurato al confronto di quello più rinomato degli uomini, diciamo. Come la giudica lei questa partita e la sua squadra? Ma mi aspettavo un pochino questo tipo di partita, perché noi fino ad oggi, quando abbiamo incontrato le squadre più davanti a noi, abbiamo sempre ben figurato, e con quelle magari con quelle sotto di noi che le prendiamo un pochino sotto gamba e non riusciamo magari a fare i risultati che dobbiamo fare. Però io ho grande fiducia del gruppo, c'è grande novità perché è nata da poco questa società, c'è grande novità e si vede anche sugli spalti che c'è grande curiosità e affiatamento. Sì, perché come primo anno insomma si sta facendo un campionato di metà classifica e oggi contro una squadra che è una macchina da gol, insomma, che non ha mai perso fino a qua e non si è sfigurato. E abbiamo visto un numero 9 Giorgia fortissima, forse meritava anche il gol, però senza nominare i singoli, cosa diciamo del collettivo? Abbiamo un buon collettivo e noi dobbiamo anche pensare che abbiamo 6-2000, sono ragazzini di 13-14 anni, quindi siamo una squadra abbastanza giovane che dobbiamo crescere, dobbiamo essere più uniti. Pian pianino verrà fuori anche il risultato, perché la qualità c'è. Anche il portiere di riserva Marta, 14enne, insomma, sì, perciò 99, quindi... abbiamo il capitano 21enne, ormai visto che stiamo dicendo, possiamo dire, visto che è giovane, però abbiamo anche qualcuno fuori come infortuni. Abbiamo un personaggio importante come la Salvagni, una ragazza che viene dall'Alghero e quando è in campo si vede molto, perché è una che apre gli spazi davanti, corre molto, si sposta. E poi c'è fuori un altro centravanti che è fatto male, che ha fisico anche questa, è una che non molla mai, che si butta su tutte le palle, però giustamente nel calcio è così. Per fortuna che abbiamo un ottimo organico, abbastanza anche con un bel numero di 24. No, tornando a Sara, come giudichi il tuo rendimento? Sei contenta di come stai giocando fino a qua o volevi qualcosa di più? No, come rendimento rispetto agli altri anni sto tirando anche forse un po' troppo, infatti ultimamente non sono al 100% della mia condizione fisica. No, ma oggi hai fatto una buona partita. Sì. Comunque stai giocando sul tuo ruolo, ti senti bene lì, insomma. Sì, sì. Bene, allora mister, come concludiamo? Facendo gli auguri? Concludiamo con un grazie a tutti i tifosi che sono venuti qua oggi, un grazie anche alla squadra che abbiamo ospitato, perché non ho visto falli cattivi, non ho visto cattiveria, non ho visto neanche maleducazione che in altre situazioni abbiamo trovato. E facciamo gli auguri a tutti di buon Natale, speriamo che alla ripresa ci siamo tutte come organico. Grazie al mister e grazie al capitano Sara. Grazie.